Grazie. Sì, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Darei inizio subito assieme agli assessori Bottacin e Lanzarin a riportare i numeri del bollettino di oggi, che è ancora un bollettino positivo. Vi ricordo che ormai siamo al 10° giorno per dati positivi, quindi rispetto anche al nostro algoritmo diciamo che la curva ha preso una direzione ed è esattamente quello che vi dicevo una decina di giorni fa. Dobbiamo avere una direzione c'è, perché anche oggi poi, come vedrete, abbiamo dei risultati significativi, il che non vuol dire che bisogna abbassare la guardia. Cioè, questa è la vera grande preoccupazione che abbiamo, è il fatto che i cittadini non leggano questi dati positivi come è arrivato il cambio stagione e quindi pensiamo di non aver più le preoccupazioni dell'inverno che c'è stato. No, c'è sempre la possibilità che il tempo ci sia ancora brutto tempo in tema sanitario, e quindi la preoccupazione è questa, che non ci sia una recrudescenza, che non ci sia un ritorno del virus, anche perché il virus, voglio ricordarvi, che è ubiquitario ormai, è nella nostra comunità, per cui per questo motivo è bene avere sempre la guardia alta. Allora, i tamponi realizzati ad oggi sono 208.878. Ecco, devo dirvi due cose: che la macchina è stata collaudata, la famosa macchina che abbiamo comprato per il professor Crisanti, che è in uso al professor Crisanti, è stata collaudata e da oggi dovrebbe andare a regime. Questa è una macchina che riesce ad processare circa 9.000 tamponi al giorno. A questi si aggiungono tutti i tamponi delle microbiologie che abbiamo messo in fila. Voi sapete che ogni ULSS sostanzialmente, tranne forse quello di Rovigo che si sta organizzando, hanno la loro base per processare tamponi, per cui l'autonomia anche nel processare i tamponi ci porterà, io spero, a 15-20.000 tamponi al giorno, abbondantemente sopra i 15.000. Il nostro benchmark sono 20.000. Dico anche che rispetto ai tamponi posso dichiararvi ufficialmente che da oggi non c'è più un magazzino, nel senso che i tamponi che avevamo in attesa, vi ricordate che avevamo 6-7.000 tamponi in azienda ospedaliera in attesa di essere processati, oggi ci ha comunicato il dottor Flor che non c'è più attesa, per cui avremo ancora una coda di coloro che diranno: ma io ho fatto il tampone 5 giorni fa, 6 giorni fa, 7 giorni fa ed sto attendendo ancora il risultato. Adesso andremo a regime, per cui questo mi fa ben sperare rispetto al fatto che in 24 ore si possa avere la diagnosi, quindi il referto del tampone. Abbiamo, sempre per la politica dei tamponi che ci ha caratterizzato, in questo momento 17.931 persone in isolamento. Vi ricordo che noi avevamo avuto dei momenti nei quali avevamo oltre 20.000 persone in isolamento, stanno calando anche le persone in isolamento, dei quali 14.432 sono positivi. Questo è isolamento fiduciario, persone che sono ovviamente in isolamento, che magari molti dei quali sono asintomatici, che stiamo seguendo con la sorveglianza attiva. I ricoverati sono 1.660. Abbiamo passato i 3.500 ricoverati nella storia del coronavirus in Veneto, nel senso che questi sono i 1.660 ancora oggi in ospedale, dei quali 233 in terapia intensiva, sono 7 di meno rispetto a ieri mattina, anzi al bollettino di ieri sera, non di ieri mattina. Ieri mattina avevamo 2,45, quindi sono esattamente 12 di meno. I dimessi sempre da 10 giorni superano i ricoverati, quindi siamo a 1.743 dimessi. Devo ancora mettere il microfono? Ciao. Prego. Dicevo, i dimessi sono 1.743. I morti sono 800, stiamo parlando di morti in ospedale, perché poi abbiamo il dato, sono 900 e, se vediamo anche il dato, 906 sono i morti in totale, in ospedale, come ci è stato chiesto di dichiarare, sono 800. I nati nelle ultime 24 ore sono 75. Per i nuovi di questa conferenza stampa ricordiamo che il tema dei nati per noi è un tema imprescindibile
nella conferenza stampa. Alcune brevi considerazioni e poi lascio la parola alle domande, poi interverrà l'assessore Lanzarin. Donazioni. Sulle donazioni ringrazio tutti per le donazioni. In totale abbiamo raggiunto i 3.547 donatori, 30.547 donatori, grazie, 30.547 donatori, che ringrazio uno ad uno. Voi sapete che siamo l'unica regione che non applica tasse da 10 anni, tasse regionali, il che vuol dire che le donazioni per noi sono assolutamente ancora più utili e più strategiche. Abbiamo raggiunto la bella cifra di 47.375.202. Abbiamo 47 milioni, vi ricordo che la spesa del coronavirus vale quasi 100 milioni di euro. 47 milioni li abbiamo raccolti, e dei quali 1.330.000 di beni, quindi abbiamo avuto donazioni per respiratori, donazioni per mascherine e quant'altro per 1.330.000, il resto sono tutti cash, 47.375.000 euro. Vi ricordo che, intanto salutiamo anche una bimba che ci ha scritto, Aurora Pin, che ci ha scritto, Aurora Pin, che vive a Padova, ha mandato una bella letterina e ha inviato 100 euro, ci ha mandato anche dei disegni. Insomma, ringraziamo Aurora per il materiale e per tutto, e ringraziamo per la donazione, 5 anni, 100 euro, direi che è un bel segnale. E ringrazio anche le distillerie Bonollo che hanno donato 100.000 bottiglie di alcol donate alla protezione civile. E poi 2 aziende in competizione, la incubatrici Borrotto di Buttapietra e la River Systems SRL di Campodarsego, hanno mandato le incubatrici per le uova del bambino, e quindi facciamo appello a Damiano di dire che può anche portare le uova per 2 incubatrici invece che per una, e quindi grazie. Rispetto alle case, alla mortalità, c'è un dato che poi magari l'assessore presenterà. Voglio dirvi che i dati che noi abbiamo oggi ci dicono che la mortalità in Veneto è metà rispetto alla mortalità media nazionale, contro 31 e quanto il nazionale? 31,3, noi abbiamo 15,7% di mortalità sui casi trattati. E l'assessore poi vi darà un quadro dei tamponi fatti nelle case di riposo, come abbiamo detto. Voi sapete che abbiamo aperto un focus ormai da settimane sulle case di riposo. Di fatto siamo al giro di boa, nel senso che sono finiti i tamponi, o si stanno finendo le ultime proprio, ma siamo in maniera minimale di tamponare dipendenti e ovviamente ospiti delle case di riposo, che non sono pochi, perché sono circa 60.000 persone. Abbiamo già chiuso tutte quelle della sanità, e vi ricordo sempre il dato della sanità. I medici della sanità del Veneto, che sono quasi 10.000, si sono contagiati per l'1,3%. Questo è il dato. Infine vi parlo dell'ordinanza. L'ordinanza, come tutte le ordinanze, crea dibattito, questo l'avete capito, no? Allora, io lo vedo positivamente questo dibattito. Siccome siamo una comunità attenta alle regole, è giusto che il dibattito ci sia. Allora, le mascherine quando le devo portare? Se non sei nel giardino di casa da solo o con i tuoi familiari, le uscite vanno sempre accompagnate dalla mascherina. Ripeto, le uscite vanno sempre accompagnate dalla mascherina, nel senso che se si esce di casa ci si mette la mascherina. Le mascherine non si trovano, come faccio? Premesso che noi abbiamo distribuito gratuitamente e continuiamo a distribuire. Abbiamo già distribuito 10 milioni di pezzi, l'assessore Bottaccini ha fatto distribuire la protezione civile. Dico che nell'eventualità che una persona non riuscisse né ad averne avute da parte della regione, né a trovarne, che so, nelle farmacie o nelle rivendite, può sempre coprirsi naso e bocca con, che so, un foulard o quant'altro. Questo è previsto dall'ordinanza. La distanza, grande dibattito. Allora, l'ultima volta io ho fatto un'ordinanza nella quale i famosi 200 metri sono nati in questa regione, no?
Però i 200 metri erano un'unità di misura che permetteva a tutti di essere certi di quello che stava accadendo. Allora, io ho voluto firmare un'ordinanza nella quale appunto abbiamo lasciato in bianco prego. E se per favore andate fuori per parlare al telefono mi fate un favore, grazie. Dicevo, ho firmato un'ordinanza nella quale si parla di vicinanze dell'abitazione, no? In prossimità, in vicinanza dell'abitazione. Ecco, vorrei ricordarvi che questa ordinanza ha ripreso pari pari la frase prevista dal DPCM, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che non pone distanze. Io ho detto, l'ho considerato un atto di grande fiducia, nel senso che penso che una comunità consideri l'ordinanza non come una sfida o una roulette russa, ma la consideri come un'indicazione. Se uno ha una malattia, soprattutto grave, visto e considerato che stiamo parlando del coronavirus, che non è una passeggiata, che dà, se vi interessa, è uscito uno studio, dalla mortalità che è 10 volte la peggiore influenza che è passata per il Veneto. Ecco, se uno ha una malattia grave va dal suo medico, il medico fa delle prescrizioni, giusto, ma le fa nell'interesse di chi? Del medico o del paziente? Del paziente. In questo caso il paziente non deve solo curare se stesso, ma deve anche curare la salute degli altri, perché i nostri comportamenti incidono sulla qualità della nostra salute, ma anche su quella degli altri, perché diffondiamo un contagio. Allora, la distanza è logico che è molto prossima all'abitazione. Io non posso vedere immagini che mi mandano e mi fanno incazzare. Dove sono? Di parcheggi, dei rifugi pieni di macchine. Perché dico che se funziona così mi costringete a rimettere una distanza. Allora, non è giusto, sapete quel cartello che si leggeva spesso, no? Andavi dal cazzolaio e c'era sempre scritto per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. Io trovo ingiusto che per colpa di qualcuno tutti debbano essere penalizzati, perché i veneti sono persone per bene, hanno dimostrato di aver rispettato le regole, lo abbiamo dimostrato scientificamente e adesso vi chiedo l'ultimo sforzo. Quindi in spiaggia non si va, in montagna non si va, si resta nel proprio comune di residenza e si esce di casa, perdonatemi gli imperativi, ma lo dico per il bene di tutti noi, si esce di casa limitatamente a un raggio nel quale si possa comunque vedere ancora l'abitazione e che non sia un'escursione. Allora io aspetto ancora 24 ore, non è una minaccia, è una presa d'atto, ve lo dico anche con un po' di rammarico, ma se mi arrivano ancora foto di chi pensa di fare scampagnate, così non funziona. Noi abbiamo l'obbligo morale di essere responsabili, non solo per noi stessi, ma anche per tutti gli altri cittadini. Quando vi viene la tentazione, o ci viene la tentazione, di fare un po' di passi in più, pensiamo ai bambini immunodepressi. Sapete quanti bambini leucemici abbiamo che non si possono permettere di prendere il virus? Pensiamo a tutte le persone che hanno patologie complicate, pensate agli oncologici, che non sono necessariamente gli anziani, ci sono anche gli anziani. E poi pensate agli anziani che hanno diritto di vivere in salute e non di dover pagare dazio dopo una vita di sacrifici, di dolori, di rinunce per darci questo vento che abbiamo oggi e pagare dazio perché magari qualche irresponsabile è riuscito a diventare il vettore del virus che li andrà a contagiare. Questo vi chiedo. Non è che lo si fa perché è scritto nell'ordinanza. L'ordinanza è semplicemente l'ultimo pezzo di carta che cerca di mettere in fila le cose che noi naturalmente dovremmo fare. Avete visto il video che abbiamo pubblicato ieri e che è pubblicato? Avete visto i giapponesi che hanno dimostrato che il virus e le particelle restano 20 minuti in una stanza chiusa da un colpo di tosse? E quindi arieggiamo le case, facciamo in modo di approfittare delle buone temperature per fare anche questo. Quindi veramente faccio una preghiera. E poi i picnic. Qualcuno ha detto, ma Zai ha firmato l'ordinanza sui picnic e quindi vuol dire che comunque si possono fare i picnic. No, nell'ordinanza c'è scritto chiaramente, proprio per essere esaustivi,
che il picnic, se vuoi, te lo fai in casa, sul terrazzino se hai spazio, te lo fai sul giardino se ce l'hai, tuo privato, non condominiale, e te lo fai in solitaria con il tuo nucleo familiare, non invitando gli amici, i parenti e coloro che vengono da fuori. Mi spiego, se ti fai il picnic e hai un figlio che non abita più con te, è un estraneo da un punto di vista dell'ordinanza, deve restare a casa sua. Funziona così purtroppo, perché il virus non guarda in faccia a nessuno. Guardate che il virus ce l'abbiamo. Qualcuno dice, ma il Veneto vuole ripartire. Sì, noi vogliamo ripartire. Guardate, ci sono due filosofie. Ci sono quelli che pensano che si possa ripartire solo quando il virus non ci sarà più, il che vuol dire che non ci saremo più noi, e quelli che debbono prendere atto, io faccio parte di questa categoria, che il virus è ubiquitario, che dovremmo fare un breve percorso, io spero, in sua compagnia, non gradita, dovremmo conviverci, e il sistema per conviverci è quello di rispettare le regole, di avere un po' di pazienza e torneremo più liberi di prima. Guardate, è passata la spagnola che ha fatto una strage a inizio secolo. Non è che si sono portati dietro le mascherine fino ad oggi, non ce l'abbiamo, noi le mascherine non ce le avevamo a casa. È passata la peste per il Veneto, sono passate un sacco di infezioni. Anche questa passerà, però ci vuole attenzione e abbiamo gli strumenti per essere attenti, cose che magari in passato non c'erano. In passato una mascherina non è che si andava a comprare in farmacia, 100 anni fa non si comprava in farmacia, se le facevano, no? Vi ricordate? Le avete viste le foto? Io penso che dobbiamo anche fare questo lavoro di squadra. E poi mi viene chiesto, non si può andare a fare legna nei boschi. Non abbiamo detto che si può andare a fare legna nei boschi. Scusate, qualcuno mi dice, ma a volte parli, dici delle banalità. Sì, dico delle banalità perché così le banalità arrivano a tutti, anche all'ultimo più distratto. Non si va a fare legna nei boschi. Rispondo un po' a delle FAQ che arrivano. Le scarpe per bambini si trovano dove vendono gli articoli per bimbi, non è che si può aprire il negozio per scarpe perché in uno scaffale c'è un metro di esposizione per bimbi, solo in negozi specializzati 2 giorni alla settimana esclusi i festivi, il sabato e la domenica. La fisioterapia è attività concessa, quindi i fisioterapisti possono lavorare, questo è previsto dai codici Ateco. Vi ricordo che le aziende non le apre e le chiude la regione, ma le aziende le aprono e le chiudono per legge, le aprono e le chiudono, le apre e le chiude per legge il governo, perché è una competenza nazionale, come accade per le scuole. Per quanto riguarda la salute dei lavoratori, che ci sta a cuore, qualcuno dice, ma Zai ha detto che non esiste più il lockdown, cioè non so, qualcuno forse ha le fette di prosciutto davanti agli occhi. A voi risulta che esista il lockdown, che esista il tutto chiuso? No, qualcuno risulta questo? No, ditemelo, perché io non posso passare le mie giornate a giustificare una frase del genere. Il lockdown non esiste più perché sono state autorizzate delle imprese e altre si sono auto-autorizzate con la deroga del silenzio assenso. Punto. Io non discuto su questo. Penso che dobbiamo guardare in faccia alla realtà. La realtà ci dice che il lockdown non esiste più e quindi dobbiamo investire sulla messa in sicurezza dei cittadini. Questo dobbiamo fare, perché l'alternativa è richiudere tutto. La fase 2, volenti o nolenti, ci piaccia o non ci piaccia, è iniziata. Perché le strade non sono più deserte, ci sono i camion, ci sono le macchine e quindi in questo mese sarà il mese nel quale ci giochiamo il futuro dei prossimi mesi e anche della nostra vita. Vi ricordo i veneti che sono sempre stati eccezionali, che il virus ammazza le persone. Ne abbiamo ormai quasi 1 migliaio. Fra l'altro in maniera tragica, perché si resta da soli, senza un familiare che ti tenga la mano e con una sofferenza che non è una sofferenza normale. Scusate la crudezza, ma queste robe vanno dette, perché da qualche mail che ci arriva sembra quasi che sia un problema di pochi. E se ci pensate un po', ormai tutti noi conosciamo qualcuno che è stato quantomeno contagiato dal virus. Domande, ragazzi? Uno alla volta.
come in tutti gli esercizi commerciali. Perché forse per distrazione mia non ho trovato il riscontro nel testo. C'è nel testo, c'è una norma generale che dice, se qualcuno ce l'ha all'inizio, che dice tutte le attività commerciali aperto al chiuso, aperto devono avere queste regole, e quindi di conseguenza anche loro. Sì. Come nel DPCM? Sì, ma lui sta chiedendo un'altra roba, sta chiedendo dei dispositivi per i negozi, giusto? No, chiedevo, siccome non avevo trovato nel testo della tua ordinanza il riferimento ai vivai. Perché non mettendolo di conseguenza vuol dire che fa capo al codice Ateco che prevede l'apertura. Ecco, e magari senti una domanda invece un po' più generale. Oggi i giornali, le TV, insomma i media hanno interpretato la tua ordinanza come un allentamento, hanno detto il lockdown soft di Zaia. Ma guarda, noi siamo rispettosi della comunità scientifica, non ci permetteremo mai di fare attività contro le indicazioni scientifiche perché il virus c'è. Non vogliamo essere degli irresponsabili e vorrei anche ricordare i più disattenti, perché forse qua c'è qualcuno che deve imparare anche a leggere, che noi abbiamo applicato il DPCM, cioè quello che c'è scritto nell'ordinanza nostra, e se volessimo proprio fare i pignoli abbiamo applicato in maniera restrittiva il DPCM, perché il DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri dice di aprire le cartolerie, noi abbiamo detto 2 giorni solo a settimana, dice di aprire i negozi per bimbi, noi abbiamo detto 2 giorni solo a settimana, dice di aprire le librerie, noi abbiamo detto 2 giorni solo a settimana. Allora io non so se devo fare un corso di lettura a qualcuno, però la nostra ordinanza è assolutamente più restrittiva del DPCM. Forza, leggere. Detto questo, non esiste lockdown, perché se tu sali in auto e dici bene, mi faccio un giro, vado, per questo abbiamo messo i 2 giorni solo, vado in libreria, poi passo in farmacia, poi passo al supermercato, poi vado al mercato rionale a fare la spesa della frutta e verdura, poi vado in cartoleria, poi vado in edicola, alla fine stai fuori tutto il giorno con la macchina e vai in giro. È proprio la dimostrazione che il lockdown non esiste. E io